secondo te è meglio? Allora, ci sto guardando davanti. Perfetto. Meglio metterlo così. Tu dopo ti metterai più o meno qua, dove ci sono i due, Certo. diciamo, la giuntura dei due tavoli per l'esposizione. Dal laboratorio di cucina qui l'audio si sente, praticamente chi è in diretta può vedere quello che succede. Ok. Quindi ricordati di questa cosa qui, molto semplicemente. Basta. Vai, spiegaci. Presento il piatto. Allora, è una crepinette di faraona con savarin agli asparagi, sauté di asparagi e aglio finto saltato in padella con dei pomodorini, e poi c'è il fondo che viene fatto praticamente con le ossa della carcassa della faraona. Parto dalla faraona, dove viene fatta con gli ingredienti che usiamo della faraona sono le cosce e il petto, e anche i fileti del petto. I fileti del petto insieme alle cosce verranno messi nel tritacarne, quindi vengono macinati insieme a delle erbe aromatiche come timo e rosmarino, quindi si crea una macina. Viene mescolato insieme a del brandy, mentre i petti verranno semplicemente tagliati a metà. Si crea con della pellicola insieme alla carne macinata, si crea praticamente un fondo, un piano dove verranno arrotolati dentro i petti. Si chiude bene l'aria passando dentro la pellicola con una spatola, così si evita di avere dei buchi, e poi viene avvolta nella retina di maiale, e poi vengono fatti rosolare dentro la padella e poi vengono messi in forno per un quarto d'ora a 160 gradi. Poi abbiamo il savarin, che è fatto con gli asparagi. All'inizio si mette su del latte insieme ai gambi degli asparagi, vengono cotti, viene portato tutto a bollore, poi viene frullato il tutto, ci rispostiamo di nuovo sul fuoco, dove aggiungiamo a pioggia la farina di mais bianco perla. Qui amalgamiamo il tutto, ci spostiamo di nuovo sul banco, aggiungiamo piave, sale e un tuorlo d'uovo, mescoliamo ancora, mettiamo dentro gli stampi in silicone e vengono messi o in freezer o in abbattitore, come è meglio comodo, e poi vengono tolti e vengono fatti gratinare con del piave grattugiato in forno per 10 minuti circa. Poi abbiamo le punte di asparagi, quindi abbiamo tagliato gli asparagi, abbiamo messo le punte da parte. Queste vengono saltate semplicemente con le spezie dello speck che abbiamo usato. Mi sono dimenticato di dire che abbiamo usato lo speck all'interno della faraona, nella farcia. Quindi la parte sopra dello speck viene messa insieme dentro la padella delle punte di asparagi, vengono saltati con un unce di burro, del sale e dell'acqua per renderli più lucidi. E poi sotto alla faraona abbiamo del finto aglio. Questa è un'erba spontanea che ho portato io dalla mia scuola. Anche questa viene saltata semplicemente con dei pomodorini, viene salato il tutto e anche qua viene messo un po' d'acqua per renderla un po' più lucida. E poi il fondo preparato con alcune ossa della carcassa. All'inizio l'abbiamo messo in forno così rilascia un po' di grasso. Abbiamo rimesso il grasso che abbiamo preso, dentro una padella. Le ossa le abbiamo tenute dentro la cottura insieme alla faraona, che quando togliamo le mettiamo dentro la padella, così il fondo va avanti. Saliamo il tutto e facciamo addensare con della maizena sciolta nell'acqua. Procediamo con l'assaggio? Sì, procediamo con l'assaggio. Ok. Scelta, come mai questa scelta della faraona?
Semplicemente la faraona, a me piace trattare molto gli animali con la carne, quindi la faraona è stato subito un animale che ho voluto trattare ed è la prima volta che l'ho trattato, sono sincero, però comunque imparando a scuola il disosso e inoltre mi ha aiutato anche un macellaio, sono sincero, lui si è preso di sua spontanea volontà, ha voluto aiutare me sapendo di questo concorso per darmi una mano. Ok, grazie. A lei.
tranquilla e serena, hai finito il tuo lavoro? Sì. Ci siamo? Bene, ce lo vuoi illustrare? Allora, il piatto che oggi voglio proporre è questo appunto raviolo, chiamato anche al posto oggi di un raviolo, ho voluto deviare facendo appunto questa mezzaluna con ricotta e appunto un ripieno di ricotta e bruscandoli, questa trota appunto iridea saltata in padella con poi sotto un letto che ho fatto con la sua essenza e questi appunto bruscandoli in cima del raviolo e una pelle fritta e infine una coulisse di ciliegie di marostica. La sua essenza cosa vuol dire? Allora, la sua essenza sono partita da un fondo di sedano, carote, cipolla e patata, dopo ho aggiunto le sue appunto le rimanenze della trota, diciamo un po' gli scarti e una parte della polpa della trota e poi sono andata a saltarla in padella e ho continuato la cottura con il brodo fatto per appunto andare a saltare un po' anche i ravioli. Posso chiederti, hai controllato gli ingredienti che hai portato? Allora, Corrispondono a quanto li ho avevi controllati e c'è stata una differenza nel prodotto, non ho appunto avuto diciamo l'opportunità, per appunto mi sono sbagliata con la scuola per quanto riguarda le ciliegie di marostica e questo progetto appunto l'ho fatto vedendo i prodotti locali del territorio, appunto ero convinta che le ciliegie di marostica ci potessero essere in questo piatto e invece appunto la stagionalità di questo prodotto non me l'ha permesso e per questo infatti oggi non sono venuta qua con quelle che penso abbiate visto, con quelle che hanno le ciliegie di marostica e appunto ma anzi con quelle congelate, sì, ma mi dispiace, io ho potuto insomma. Hai giustificato il motivo per cui hai portato un altro prodotto? Perché la scelta del luppolo, del bruscandolo? Allora, la scelta di quest'erba spontanea è più che altro legata al mio territorio, anche un ricordo che ho con mio nonno, andavo molte volte appunto dietro magari a casa mia e andavo su questi campi e raccoglievo questo luppolo, però oggi ho cercato di valorizzarlo in un modo che io non ho mai visto fare, cioè nel senso, magari l'idea sì c'era dietro, però l'ho sempre trovato in una classica frittata e mai appunto in un raviolo come ripieno o decorazione, insomma. Se tu dovessi tracciare questo bruscandolo o questi bruscandoli dalla confezione che tu hai portato, li tracceresti? No, non ho, perché non ho né l'etichetta, non ho il lotto, non ho niente. Ok, quindi li hai raccolti tu? Domani? No, li ho trovati a scuola, cioè ieri sera sono andata, me li hanno dati. D'accordo. Sei soddisfatta? Sì, poteva andare meglio, cioè sempre margine di miglioramento, però cioè, sì, soddisfatta. In che cosa non sei soddisfatta? È un po' l'esecuzione, nel senso che ho sbagliato io, cioè prometto che, nel senso che il prof mi aveva detto che avevo il filetto, non avevo calcolato nel tempo che avevo appunto la trota, ok, intera, e mi sono trovata infatti a magari appunto pulirla, squamarla e tutto il resto, era biscida, mi sono andata incontro a un tagliere liscio, a scuola abbiamo quelli ruvidi, e però si arriva insomma a quello che è. Certo. Hai il problem solving, no? Della Certo. situazione, quindi hai risolto. Esattamente, sì, ce la si mette tutta poi, insomma. Bene. Vabbè. Ok, Grazie. allora ti lasciamo andare Grazie mille. e a ripristinare il tuo posto di lavoro. Grazie. Grazie. Ciao.
Buongiorno a tutti, io sono Carolo Desiré dalla scuola Almerico da Schio di Vicenza e per questa gara come piatto ho deciso di portare Desiderio di Primavera, che sono dei ravioli ripieni di trota, asiago fresco DOP e patata per aiutare a legare, con filetto al forno alle erbe fini su crema di piselli. Come piatto ho deciso di preparare questo piatto, che è un piatto unico ed è anche un piatto bilanciato perché contiene tutti i nutrienti necessari da portare all'interno di un pasto. È un piatto che sono riuscita ad utilizzare anche gli scarti, quindi ha un basso tasso di scarti, perché ho riutilizzato la pelle del pesce come decorazione, i ritagli della pasta avanzati li ho utilizzati come decorazione e ecco, questo è il piatto che ho deciso di portare. I piselli, la crema di piselli che c'è sotto, Sì. è volutamente così granulosa? Sì. Sì, per dare un po' l'effetto e anche perché dopo all'assaggio va mangiato insieme ai lamponi, perché il gusto acido dei lamponi ci sono i due gusti contrasto tra lamponi acidi e la salsa di piselli che è dolce. Sei soddisfatta o cambieresti qualcosa del tuo operato? Avrei bisogno di più tempo, però sono soddisfatta per quello che è venuto fuori. Anche per la pasta l'hai tirata bene secondo te? No, l'avrei voluta più fina. Ok. Posso chiederti come hai valorizzato il prodotto a marchio? Il prodotto a marchio l'ho inserito all'interno dei ravioli e all'interno ci sono circa 50 grammi di asiago che si mescolano bene insieme alla trota e alla patata. Quindi quando si mangia il raviolo si sente subito all'inizio la patata e l'asiago, però dopo si sente anche la trota. Ho visto che hai utilizzato tutte le parti della trota, Sì. quindi con le lische, come hai utilizzato le lische, la pelle? Sì, le come ho è usate fatta? per il fumetto, le lische, che dopo sono andata a cuocere i ravioli all'interno. Ok. E invece la pelle è croccante, l'hai fatta in che modo? A microonde all'interno di una carta forno. Ok. Posso darti un consiglio? La prossima volta parti prima con la pasta fresca perché deve riposare, per quello ti è venuta un po' spessa, perché tu l'hai tirata anche fine, ma poi essendo nervosa si ritira, no? Di solito la si lascia anche una notte a riposare, tu non l'hai lasciata neanche 5 minuti, quindi per quello, però per il resto la presentazione mi sembra bene. La base della salsa e pisello cos'è che ha oltre il pisello? Che la vedo Della poco patata, però in poche quantità per aiutare a legarla, e del fumetto per renderla un po' più densa. Sì. Bene. Sì. Bene. Sei contenta? Cosa si rompo sulla pasta sono io che sono fissato, poi però la chiusura va bene. Grazie mille. Grazie a Niente, te. grazie a te. Bravo. Bene. Brava, buona continuazione. Grazie mille. Spero sia stata una bella esperienza. Così. No, sì. Stancante? Immagino. Adesso ti Ma rilassi. adesso. Ma la superiamo. Beh, mamma, è finita Bravo. la giornata, vero? Sta tranquilla, dai. È andata bene.
avanti con la presentazione. Oggi presento un piatto unico a base di trote iridea che si può trovare in alto a sinistra del piatto, sotto forma di rotolo, farcito interno con gambero asparagi, esterno con brunoise di asparagi e carote. È stato accompagnato con risotto con bruscandoli e casatella e marinato di trote iridea agli agrumi. Di contorno abbiamo verdure padellate, in questione carote, scalogni e punte d'asparago e un tortino ai piselli. Per accompagnare il tutto abbiamo una salsa allo zafferano e grana ad oppo. Bene, come hai valorizzato l'erba spontanea? E l'erba spontanea è un'erba molto delicata del Trevigiano. Ho deciso di valorizzarla e utilizzarla nel risotto come ingrediente principale insieme alla casatella, DOP Trevigiano. Sei soddisfatto? Poteva venire meglio? Poteva venire meglio. Che cosa? Essendo un po' in ansia, alcune cose non sono proprio perfette, ci rifaremo. Certo. Parlando di riciclo, hai riutilizzato qualcosa? Sì, allora tutti gli avanzi delle verdure sono state usate per il brodo vegetale, per la cottura del riso, e mentre le ischie della trota sono state conservate per un fumetto per altre preparazioni. Il timing non rispettato, come mai ti sei avuto sto gap? È stata l'ansia, dopo anche nella sfilettatura ho perso più tempo del solito, quindi andando un po' in ansia. Sopra questo è? Marinato di trote iridea agli agrumi. Ok. Non è questo troppo? Cruda naturalmente? Sì. Ok, con cosa l'hai marinata? E olio, sale, buccia di limone, buccia d'arancia, timo e un po' di succo di limone. Ok, l'hai messa sotto vuoto e lasciata per quanto tempo? Un'ora circa. Sarebbe scarso per una marinatura. Ma l'avevi già tagliata? Sì. Sì. Ho visto che il telefono pensavo fosse non so che cosa fosse. Sì. L'avevo fatto all'inizio. L'avevo già preparato. Per velocizzare i tempi. Sì, ok. Direi che può Sì, essere sì. sufficiente. Bene. Grazie mille. Grazie, Bravo. ti auguriamo un buon rientro, speriamo sia stata una bella esperienza. Sì, molto intensa e sicuramente. veloce. Sì. Ti è piaciuta? La prima volta che facevi una gara di cucina? Esterna alla scuola, sì. Ok. E ho fatto solo interna alla scuola. No, sempre un'esperienza bella. Com'è stato il confronto con i tuoi compagni? Speriamo bello. Cioè, sicuramente è stato molto formativo. Bene, Bene. Grazie Marco. Grazie a voi. grazie, sai, recupera la tua attrezzatura. Poi...
D'accordo? Calcola che ti vedono da qua più specificatamente. Questi sono degli screen di patate tarassaco ripieni di faraone e su salsa di piave mezzano DOP. Vuoi illustrare Come l'ho quello che hai preparato? fatto? Per prima cosa ho cucinato le patate, le ho schiacciate e ho sbollentato il tarassaco. Li ho uniti insieme alla farina e alla fecola e ho fatto l'impasto. Con la faraone invece ho fatto sedano, carota e cipolla e ho spadellato insieme alla faraona. Metà l'ho tenuta per il ripieno e metà invece per l'esterno. Dopo ho steso l'impasto, ho messo il ripieno, li ho chiusi e nel frattempo ho fatto anche la salsa. Bene, è una salsa a base di che cosa? Piave mezzano DOP, latte e panno. Bene. E quel corallo che vediamo? È fatto con l'olio, acqua e farina. Quindi mezzano, stagionatura, i mesi, Oddio. Non so. massimo, 90, 6 mesi. massimo 6 mesi, ok. E ascolta, all'erba spontanea hai scelto il tarassaco, che è proprio tipico della stagione. Come mai questa scelta? Perché nei nostri campi, soprattutto dove vivo io, si vede, sono pieni di fiori gialli, che sono quelli del tarassaco, e quindi ho scelto questo. Ma tu la vai a raccogliere quando i fiori sono belli gialli? No, si raccoglie prima, però mi ricorda questo periodo. Bene. Okay. Ho visto che hai utilizzato solamente la foglia del tarassaco e non il bulbo, cioè un motivo, è una scelta che dipende dal gusto più o meno intenso? O... È una scelta per, diciamo, per comodità, perché il bulbo dopo avrebbe dato un altro colore e insieme già l'impasto è chiaro. Bene. Dal punto di vista invece dell'utilizzo, come hai concettualmente il piatto, cosa prevede? Del riciclo, dell'utilizzo, della sostenibilità? Praticamente la sostenibilità in questo piatto è nel riutilizzare la stessa acqua sia per il tarassaco che per le patate e nello stesso tempo l'ho utilizzata anche per fare la salsa a bagnomaria, quindi per il risparmio dell'acqua. Cioè hai scaldato per la fonduta, hai usato l'acqua? L'acqua, sì. Interessante. Bene, quindi possiamo procedere al... Sì? Okay. Sei soddisfatta del tuo lavoro? Più o meno. Hai avuto tempo? Sì. Sei riuscita a fare tutto quello che avevi in programma? Avresti migliorato qualcosa? Avrei migliorato qualcosa che ho fatto tutto. Bene, quindi vuol dire che sostanzialmente sei soddisfatta. Sei stata anche nei tempi. L'esperienza ti è piaciuta? Da rifare magari un po' più tranquilla. Forse adesso la vivresti diversamente, vero? Dopo che l'hai provata. Poi che cominciamo? Riproviamo. Bene. Buon rientro Grazie, intanto, sai? E grazie. Grazie. Ciao. Ok.